Ciao ragazzi, oggi vi faccio scoprire una chicca culturale e gastronomica. Renzo, un maestro gelatiere, sta facendo il gelato esattamente come un secolo fa. Un'operazione lunga, difficile e anche pesante, ma alla fine il gusto è fantastico. Godetevelo! E questo è il risultato di tanta fatica, Renzo. Sì, una volta i primi gelatieri, quando sono emigrati all'estero con questa macchina, Lo facevano così. e i primi 900 era questa, ancora quando non c'era la corrente andavano Certo. per... Ed è un'eredità culturale che beh, lei porta questa avanti da quanto è una tempo? tradizione. Io ho oltre 47 anni, 47 anni. ma ho imparato da gelatieri del Cadore che erano in Germania. Diciamo che Certo, se è non nato sono gli tutto lì. inventori del gelato, ma sono quelli che hanno fatto conoscere il gelato in tutto il mondo. Io Renzo da spacciato mi sono attrezzato Certo. perché devo assaggiarlo. È qua per questo. Temo. Questa è una crema, Tanta fatica. uova, latte e panna, come una volta che non c'erano altri ingredienti, erano Eccolo lì. ingredienti naturali, freschi, naturali. Grazie per questa dimostrazione, Grazie. veramente buono. Grazie a voi. Quando è che ha fatto i corsi per imparare? Ma a Longarone facciamo dei corsi, No, ma qui da lei. ma qui da me... Facciamo così, Sì. vengo a fare l'assaggiatore di Bravo, va bene? ecco. È più Ci semplice. sono tutti i giorni da fare il gelato, Grazie da davvero. imparare. Grazie da davvero. vedere. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.